E siamo tornati nuovamente in studio col nostro approfondimento con la CGIL. Vi presento intanto gli ospiti che ci hanno raggiunto qui, che sono Monica Giommo, amministratrice delegata di Caff Veneto SRL della provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Poi Antonella Dalla Stella, responsabile del servizio successioni di Caff Veneto, sempre SRL provincia di Treviso. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Ed abbiamo collegata invece con noi Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale di Caff Veneto SRL, provincia di Treviso. Buongiorno anche a lei e ben arrivata. Buongiorno a tutti. Parliamo di cosa? Oggi parliamo insomma di uno degli argomenti ovviamente che in questo momento freme a tutti i cittadini, che sono la compilazione del 730 ma anche il servizio successioni. Ne parleremo durante questa puntata, quindi una campagna fiscale che è già iniziata. E Monica, come sta andando intanto? Allora sì, siamo ancora nel pieno della nostra attività, perché ci vedrà coinvolti nella compilazione della dichiarazione 730 fino al 30 di settembre. Le nostre sedi sono aperte tutta la settimana e sono chiaramente gremite di utenza che si rivolge ai nostri sportelli per la compilazione della dichiarazione. Io ricordo sempre che la dichiarazione dei redditi in generale, perché conosciamo il 730, però accanto al 730 nel nostro regime fiscale italiano c'è ancora anche la compilazione del modello redditi, che di fatto sono due modulistiche che vengono utilizzate tutte e due per dichiarare i propri redditi e per poter inserire all'interno di queste dichiarazioni le spese che si sono sostenute nell'anno precedente, per poter godere di fatto di detrazioni, di deduzioni e quindi recuperare delle cifre, o in alcuni casi bisogna anche pagare le imposte, giustamente, se si hanno dei redditi che si vanno a sommare. Ricordo che chi ha un reddito da lavoro dipendente o da pensione già nel corso dell'anno paga le imposte, perché attraverso la busta paga o il cedolino di pensione la persona percepisce un reddito che è imponibile. Su quello viene già calcolato l'IRPEF e quindi vengono già decurtate e detratte le imposte. Però poi in sede di dichiarazione cosa succede? Che c'è la possibilità di poter recuperare a volte delle agevolazioni, appunto non solo attraverso le spese che si sono sostenute nell'anno precedente, ma ricordo come suggerimento, a volte chi ha lavorato anche per una parte dell'anno ha ricevuto solo una CU. La CU è certificazione unica, ossia quel prospetto che l'azienda consegna al lavoratore e che certifica i redditi che sono stati erogati. Ecco, a volte, siccome quella certificazione è composta da tante voci, ritenute, detrazioni, giorni, detrazioni che riguardano i familiari, le ulteriori detrazioni per redditi del lavoro dipendente, cosa succede? Che non per disattenzione né del lavoratore ma né magari da parte del datore non vengono applicate subito attraverso appunto mensilmente la busta paga delle agevolazioni, delle detrazioni. Ecco, controllare se la propria certificazione è perfettamente compilata consente a chi ce l'ha, voglio dire, di essere sicuro che niente è stato omesso. Quindi a volte, ripeto, anche chi ha lavorato per parte d'anno nel corso dell'anno precedente a questa CU è bene farla controllare, perché ci possono essere anche delle sorprese piacevoli, perché magari possono essere restituite con il 730 magari delle detrazioni che aspettavano però che il datore non ha applicato nel corso appunto dell'anno precedente. Quindi ecco che si ottiene il famoso rimborso, e attraverso il 730 faccio l'esempio dei ragazzi che magari lavorano per parte d'anno, giustamente tornano a scuola, non hanno il datore di lavoro, ossia colui che può dare attraverso una busta paga questa cifra, ma il 730 può essere redatto anche senza sostituto, quindi quella cifra non va persa, ma attraverso l'agenzia entrate arriverà direttamente nel conto corrente del lavoratore, della persona. Ecco, quindi il 730 e la dichiarazione in sé può essere vista anche come una opportunità, per recuperare delle somme che a volte magari sono inaspettate.
Dopo, invece, caso contrario, quando una persona nel corso dell'anno ha lavorato in 2 aziende o ha lavorato e è andato in pensione, può succedere che mettere insieme quelle 2 certificazioni, quindi sommare quei 2 redditi, per qualche motivo scatti invece l'obbligo di dover versare e quindi saldare le imposte, aggiungere qualcosa che non è stato correttamente trattenuto nel corso dell'anno. Quindi a debito e a credito si intende proprio questo. Ecco, intanto dico ai telespettatori che se hanno bisogno insomma di avere qualche delucidazione, vogliono fare qualche domanda, noi siamo qui, loro ovviamente sono qui e possono per l'argomento che stiamo trattando rispondere, per cui lo vedete il numero in sovraimpressione, quindi se volete chiamare potete chiamare. Parlando sempre di Cavagnà, ci sono sempre dei ritardatari oppure insomma la gente si è abituata adesso ad arrivare prima di settembre? Sì, diciamo che allora prima della pausa estiva, quindi fino al 7 di agosto, poi noi chiuderemo un po' per riposare insomma anche noi e poi si riprende dal 24 agosto fino al 30 settembre, abbiamo chiaramente insomma le nostre prenotazioni, però sappiamo già che appunto alla ripresa, quindi dal 24 agosto fino al 30 di settembre, c'è la possibilità di poter passare presso le nostre sedi telefonando appunto allo 0422 40 91 tasto 2, prenotare l'appuntamento oppure anche semplicemente mandando una mail, poi i nostri appunto colleghi addetti provvedono a rispondere, a fissare l'appuntamento e quindi diciamo che l'importante è anche se si arriva tardi, si può arrivare anche il 29 di settembre, non è un problema, sapere che qualora si passi la scadenza del 30 di settembre c'è comunque la possibilità di fare la dichiarazione, di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando appunto il modello che si chiama redditi persone fisiche. Quello ha una scadenza un po' più lunga perché ha un mese in più, andiamo a ottobre e di conseguenza insomma non è nulla di perso, così come se si facesse la dichiarazione tranquillamente entro il 30 di settembre, però mi sono accorto che nel cassetto ho dimenticato una spesa, qualcosa, si può aggiungere. Assolutamente si può integrare. Ecco, dopo magari parleremo di che cosa deve non portare, però io vedo la prima telefonata. Buongiorno. Pronto, buongiorno? Vediamo se mi sentono? No. Vabbè, noi aspettiamo, casomai chiediamo ai registi di rimetterci la luce quando il telespettatore che voleva fare la domanda si ricollega con noi e intanto la domanda che insomma magari in breve la gente lo saprà già, ma che cosa bisogna portare quando si viene proprio per evitare magari di dimenticarsi e quindi dover fare poi le aggiunte. Eccolo qui, buongiorno. 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 Lei chiama da dove? Da Mogliano Veneto. Perfetto, il signor? Marco. Signor Marco, mi dica pure. Non capisco perché il 730, il rimborso delle spese mediche venga ai pensionati addebitato al mese di agosto, che in altri paesi europei hanno addebitato addirittura ad aprile. Come mai sta sperequazione dei rimborsi, insomma, perché i pensionati lo fanno ad aprile e hanno il rimborso ad agosto? Certo, grazie. Adesso le facciamo subito rispondere. Sì, ci sono delle tempistiche nel nostro sistema fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha previsto delle tempistiche che appunto prevedono che io predispongo, sì, posso predisporre la dichiarazione dei redditi anche dal mese di aprile, ma poi di fatto il primo invio previsto proprio all'Agenzia Entrate per tutti i centri di assistenza fiscale è previsto ai primi di giugno, quindi per forza di cose nel momento, questo per i lavoratori, comunque per tutti, poi le operazioni di conguaglio è vero che variano perché i pensionati hanno delle tempistiche superiori e quindi seppur inviata la dichiarazione ai primi di giugno comunque in ogni caso si va a luglio-agosto per la gestione del conguaglio, però purtroppo nel nostro sistema fiscale italiano queste sono le tempistiche al momento imposte. Ecco, per spiegare, insomma, non è un problema della CGIL, ma è un problema del sistema italiano, certo, insomma, fiscale italiano. Esatto. Monica, parlavamo di che cosa bisogna
bisogna portare magari in breve, Sì, perché insomma sì, la gente certo. più o meno lo sa, però giusto per ricordare. Certo, allora diciamo che uno raccoglie tutto ciò che nel corso dell'anno ha sostenuto come spese, quindi è buona, diciamo, prassi nel corso dell'anno avere magari a casa in un cassetto una busta dove poter andare ad inserire tutto ciò che uno ha speso nel corso. Va in farmacia, mette eventualmente lo scontrino in farmacia, va dal dentista, mette la fattura dentro dopodiché arriviamo all'anno successivo, il datore di lavoro dà appunto la CU e questa documentazione, quindi il mutuo, se uno ha l'assicurazione, cerca di raccogliere tutta questa documentazione pertinente alla sua posizione e questo è quello che viene portato il giorno dell'appuntamento. È chiaro che attraverso l'utilizzo della precompilata, ossia l'autorizzazione che ogni utente, che ogni persona dà al CAF per poter visualizzare le informazioni contenute nel proprio cassetto fiscale, quindi mai nessun centro di assistenza fiscale può entrare nel cassetto personale del soggetto, può solo previa autorizzazione e delega visualizzare e avere a disposizione le informazioni, ossia io nel mio monitor come operatore vedrò se la persona ha sostenuto 100 euro di spese sanitarie, se ha il mutuo, se ha l'assicurazione, se ha le spese per i figli scolastiche e quindi questo aiuta l'operatore a dialogare con chi ha davanti e qualora mancasse qualche, diciamo, pezza giustificativa, qualche fattura, gli fa presente alla persona: guardi che qui è scritto che ha sostenuto anche questa spesa, però lei non ce l'ha portata. Quindi poiché il CAF ha anche un obbligo di conservazione documentale e di scansionare la documentazione, naturalmente lo si fa presente alla persona, quindi ecco è un doppio aiuto reciproco per essere certi. È un doppio controllo. Poi sappiamo anche che alcune informazioni ancora ad oggi all'interno del flusso della precompilata mancano, quindi chi ad esempio il GSE, i pannelli fotovoltaici, quel contributo non è presente, ci sono alcuni oneri che purtroppo sono ancora mancanti, quindi bisogna giustamente insomma fare affidamento a qualcuno che ha competenza nella materia per essere certo, come sempre, di portare a casa tutto il rimborso spettante, perché a volte magari uno conferma la precompilata, però sinceramente bisogna avere competenza nella materia perché alcune spese ci sono e altre no. Ricordavamo anche in altre puntate, quando vai a sostenere delle spese ti fanno la domanda, oppure sul display quando paghi con il codice a barre la spesa presso le macchinette insomma dell'azienda sanitaria, ti chiedono se vuoi inoltrare o meno quella spesa direttamente al sistema sanitario. Ecco, dire sì o no porta che quella spesa la puoi trovare o no all'interno del flusso, quindi se uno conferma in autonomia deve sapere se c'è oppure no, ecco, quindi il nostro lavoro è anche questo, assistere insomma la persona. Avete riscontrato particolari problemi durante questo inizio di questa campagna fiscale? Ma diciamo che probabilmente ecco, le problematiche sono legate, insomma noi andiamo verso la digitalizzazione e quindi posso dire che rispetto agli anni insomma passati cosa succede? Che mentre una volta parliamo di carte, di fatture, di scontrini, le persone avevano tanta attenzione appunto nel mettere da parte questa documentazione. Oggi noi siamo tutti molto, siamo insomma nell'era della appunto digitalizzazione, quindi quando le persone vengono a volte ci chiedono di stampare, ci mandano via mail i documenti, vanno sul sito della banca, sull'applicazione della banca, dell'assicurazione, quindi giustamente bisogna attendere, farsi mandare della documentazione. Ecco, probabilmente questo nella gestione dei documenti comincia a diventare naturalmente non una problematica, però una cosa nuova che va gestita appunto rispetto ai tempi che cambiano, quindi ecco, questo indubbiamente. Si compila il 730 purtroppo, però insomma bisogna anche compilare, a volte si spera sempre di no, però ci sono anche delle spese che sono quelle funebri. Io volevo chiedere, ad esempio, intanto volevo chiedere se possibile a Antonella che cos'è la dichiarazione di successione e soprattutto come fare quando purtroppo poi viene a mancare una persona, quindi c'è un evento luttuoso.
Vediamo un attimo se prima della telefonata volevo far rispondere prima Antonella. ad Antonella. Sì, la dichiarazione di successione è un adempimento fiscale che gli eredi sono tenuti a compiere nel momento che viene a mancare appunto una persona. È di fondamentale importanza perché costituisce condizione imprescindibile al fine di disporre dei beni caduti in eredità. La dichiarazione di successione non necessita dell'intervento di un notaio, di un pubblico ufficiale, non sempre però si ha l'obbligo di produrre la dichiarazione di successione alle autorità competenti. E ci sono i casi di esonero, che li possiamo vedere anche più avanti. La dichiarazione di successione va presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso, ma può essere presentata anche successivamente in ravvedimento operoso, fuori termine addirittura. È un elemento, come dicevo prima, imprescindibile per disporre di queste eredità. Chi la può presentare sono gli eredi legatari chiamati, i tutori, gli esecutori testamentari e i curatori dell'eredità giacente. Quando viene a mancare, purtroppo avvengono queste situazioni luttuose, è bene comunque confrontarci e andare presso i nostri uffici e lì troverete del personale preparato che sarà in grado di darvi le opportune informazioni se avete l'obbligo o meno di presentare questa pratica, questa dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Ci sono delle condizioni in cui non c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione di successioni. Per esempio, quando coincidono 3 condizioni contemporaneamente, che il deceduto non possedeva né terreni né fabbricati, aveva solo valori mobiliari, cioè denaro in senso generale, di importo non superiore ai 100 euro, e i parenti ai quali viene devoluta l'eredità sono coniuge, figli, ascendenti o nipoti in linea, non in linea collaterale, in linea diretta, figli di figli. In questi casi non è necessario presentare la dichiarazione di successione, in tutti gli altri casi assolutamente sì. Io vedo un'altra telefonata, buongiorno. La sento, buongiorno, da dove chiama? Da San Biagio. Da San Biagio, buongiorno, il suo nome? Germana. Dica pure signora. Niente, volevo chiedere, io ho una pensione, cioè ho fatto il 730, ho una pensione minima, mio marito e mio figlio possono scaricare gli scontrini e le spese mediche, io no, come mai? Beh, facciamo rispondere a questa domanda a Sara, vediamo se dovrebbe essere collegata con noi. Sara, ecco qua. Può rispondere lei a questa domanda? Sì, allora la signora ha quindi un reddito che molto probabilmente, essendo una pensione minima, è sotto la soglia di esenzione IRPEF. Cosa vuol dire? Che lo Stato, per agevolare i redditi bassi, prevede che le detrazioni da pensione coprano quella che è l'imposta dovuta, e questo fa sì che la signora non paghi IRPEF e addizionali regionali e comunali durante l'anno. Poiché il 730 in realtà è un rimborso dell'IRPEF che abbiamo pagato durante l'anno facendo valere ovviamente degli oneri, la signora che non paga IRPEF in questo caso purtroppo, pur sostenendo la spesa, non può averne un beneficio fiscale, come invece succede al marito e al figlio che, avendo una pensione e un reddito più elevato, probabilmente pagano IRPEF durante l'anno, e quindi le spese che fanno valere durante l'elaborazione del 730 fanno scaturire il relativo rimborso. Bene, grazie intanto, speriamo insomma che sia stato, mi sembra molto ampia questa risposta, quindi speriamo che la signora abbia insomma capito qual è la problematica. Noi stiamo parlando però prima di successione. Chi può detrarre, questo lo chiedo a Sara, le spese funebri e soprattutto come funziona questa detrazione?
Sì, allora le spese funebri sono una di quelle spese che possiamo portare all'interno del 730 per avere una detrazione con aliquota al 19%. E le spese che sono considerate detraibili sono quelle in dipendenza di un decesso di una persona che non per forza deve essere un parente, perché già da un po' di anni che è venuto a mancare questo vincolo, mentre negli anni passati bisognava avere un vincolo di parentela per poter detrarre le spese funebri. Non per forza devono essere spese connesse all'onoranza funebre, ma possono essere relative al trasporto o alla sepoltura. Però, come dicevo prima, devono essere sempre in dipendenza di un decesso. Quindi le spese anticipate, magari perché una persona vuole fermare l'oculo al cimitero, queste spese qui non sono detraibili. C'è anche un limite di spesa, 1.550 euro. Chiaramente sappiamo tutti che un funerale viene a costare molto di più di questa cifra, però ad oggi questo è il limite di spesa che ha previsto lo Stato per la detrazione fiscale. Per detrarsi la spesa, la fattura deve essere intestata alla persona che vuole appunto portare la spesa in detrazione, e questa persona deve pagare la spesa con mezzi tracciabili. Quindi può essere il bonifico, pagare col POS, piuttosto con l'assegno. In questo caso è bene farsi fare copia dell'assegno, oppure può bastare l'estratto conto da dove risulta l'addebito. Possono essere detraibili anche le spese che sosteniamo all'estero, quindi se il nostro caro è venuto a mancare all'estero, quindi le spese che andiamo a sostenere in un paese diverso dal nostro possono essere portate in detrazione, però in questo caso la documentazione in lingua straniera deve essere tradotta dal contribuente se la documentazione è redatta in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Se invece è redatta in lingua diversa, deve essere sostanzialmente il contribuente deve farsi asseverare la dichiarazione da un traduttore certificato, e solo allora potrà detrarre la spesa all'interno della dichiarazione dei redditi. È possibile anche che la spesa venga sostenuta da più persone, sempre però nel limite massimo ad eccesso di 1.550 euro. In questo caso, se la fattura è unica e porta un solo intestatario, si può annotare il documento di spesa con delle annotazioni che riguardano l'altro soggetto, gli altri soggetti che vogliono detrarsi questa spesa pro quota. Ecco Sara, mi veniva una domanda: e cosa succede se un cittadino già presentato regolarmente il 730 e il decesso avviene prima della liquidazione? Allora, diciamo che l'iter di liquidazione dipende un po' da qual è il momento in cui il 730/4 viene consegnato all'Agenzia delle Entrate al sostituto che avrebbe dovuto fare il conguaglio. Mi spiego meglio. Allora, il 730/4 è il documento riassuntivo della liquidazione del 730 che l'Agenzia delle Entrate comunica al nostro sostituto per effettuare il conguaglio. Quindi magari tanti pensano che il sostituto abbia accesso al nostro 730 per intero, però in realtà non è così. C'è un documento apposito dove all'interno di questo documento vengono riportati quali sono i crediti e i debiti, e se ci sono debiti, se ci sono rate, se il debito deve essere rateizzato e quante rate devono essere fatte. E su questa base, su questi dati, il nostro sostituto provvede a conguagliare il 730. Ora, se il sostituto riceve il 730/4 dall'Agenzia delle Entrate, quando siamo appena mancati, oppure quando il soggetto diciamo è ancora in vita ma decede successivamente a breve distanza,
diciamo che il nostro sostituto non potrà liquidarci, ovviamente non essendoci un cedolino paga piuttosto una pensione su cui farlo, ma andrà il prossimo anno nella certificazione unica dei redditi che abbiano percepito in corso d'anno fino al decesso a certificare il credito che non ha potuto rimborsarci. Se invece si tratta di un debito, provvederà a informare gli eredi del debito che aveva contratto il deceduto e che il sostituto non ha potuto conguagliare. In questo caso gli eredi sono tenuti a versare solo i saldi e non gli acconti. Se invece il 730/4 viene recapitato al sostituto quando ormai la persona non è più in vita, il datore di lavoro piuttosto che l'ente pensionistico risponderà, invece di inserire gli eventuali crediti come abbiamo visto prima dentro la certificazione unica dell'anno successivo, sostanzialmente comunicheranno all'Agenzia delle Entrate il diniego. Cosa vuol dire? Comunicheranno all'Agenzia delle Entrate che questo 730 non può essere rimborsato. Con questo diniego l'erede può presentare una dichiarazione integrativa in modo da comunicare all'Agenzia delle Entrate che sostanzialmente il credito che ha maturato il deceduto dovrà essere versato in capo all'erede. Se invece è un debito, sostanzialmente in questo caso sarà il centro di assistenza fiscale, l'intermediario o l'Agenzia delle Entrate se il deceduto aveva provveduto ad utilizzare la piattaforma dell'amministrazione finanziaria per fare la dichiarazione dei redditi, a informare che il sostituto d'imposta non può trattenere le cifre, quindi sarà l'erede che dovrà versarle. Quindi alla fine diciamo che al di là della modalità con cui poi questi crediti debiti vengono certificati, il fatto sta che chiaramente non essendoci un cedolino paga piuttosto che un cedolino di pensione per questi soggetti, non potrà essere il sostituto che effettuerà il conguaglio. Allora, grazie intanto e ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a parlare di questo argomento, perché fra l'altro non tutti sanno che magari si possono scaricare determinate spese. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. E siamo di nuovo in studio con il nostro approfondimento dedicato alla CGIL. Stavamo parlando del 730, abbiamo parlato anche delle spese funebri e della dichiarazione di successione, che sono due cose diverse. Antonella, intanto quali documenti sono necessari e chi deve presentare questa dichiarazione? Allora, chi la deve presentare? Gli eredi, i legatari chiamati all'eredità, gli esecutori testamentari e i curatori dell'eredità giacente. Quali documenti produrre? Presso il CAF potete trovare proprio la lista dei documenti da produrre per l'espletamento di questa pratica. I documenti essenzialmente sono codice fiscale assolutamente del deceduto e degli eredi. Se un erede non è in possesso del codice fiscale, necessariamente al fine di elaborare la pratica di successione deve recarsi all'Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento, anche un erede che vive all'estero, e farsi rilasciare il codice fiscale che poi l'anagrafe tributaria appunto controllerà nel momento dell'invio della pratica di dichiarazione di successione. Oltre ai codici fiscali, i documenti di identità di tutti gli eredi, lo stato di famiglia originario del deceduto, gli stati di famiglia attuali con le residenze attuali degli eredi,
Le certificazioni, se vi sono degli istituti di credito, banche, poste, eccetera, certificazioni di crediti, per esempio il De Cuius potrebbe avere degli arretrati di invalidità civile che ne ha fatto richiesta quando era in vita, ancora non gli sono pervenuti e arrivano dopo il decesso, vengono liquidati dall'INPS dopo il decesso. Questi crediti vanno in dichiarazione di successione. Oppure l'apertura di cassette di sicurezza presso le banche, anche quella è un documento che serve per la dichiarazione di successione. Se presso le banche o poste il deceduto possedeva una cassetta di sicurezza, questa cassetta deve per calcolarne il valore da dichiarare, deve essere aperta davanti a un pubblico ufficiale, un notaio, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Se ne vede il contenuto e nel caso bisogna chiamare, se sono gioielli, un orafo, se sono altri monili, un esperto che possa quantificarne il valore, che dovrà redigere un inventario di dei beni con il totale appunto da dichiarare. Poi visure catastali. Devo fare però una parentesi sulle visure catastali perché noi siamo collegati con il catasto e la conservatoria e quindi siamo in grado di provvedere a tutti gli atti che il deceduto ha formato in vita, acquisti, vendite, donazioni, successioni, eccetera. Noi agli eredi chiediamo comunque di portarci, se per caso tra i loro cassetti in casa il deceduto avesse conservato del materiale, perché per noi è utile. Diversamente comunque il CAF è in grado di procurare tutta la documentazione affinché la pratica sia espletata nel migliore dei modi possibili. Ecco, questa c'è tutta una procedura, ma se esiste un testamento del defunto, questo cambia qualcosa? Sì, allora, le successioni sostanzialmente sono di due tipi, quella testamentaria e quella per legge legittima. Quella per legge è regolata dal nostro ordinamento italiano, mentre quella per testamento è regolata dalla volontà del testatore. Ora, il testamento, una volta che la persona muore e ha lasciato un testamento, deve essere pubblicato, perché appunto deve essere conforme in ogni caso alla legge, da un pubblico ufficiale, da un notaio. Deve contenere sostanzialmente 3 caratteri: la data, deve essere scritta di pugno dal testatore, quindi si chiama olografo per questo, mano, e deve avere la firma del testatore. Non è ammesso un testamento, per esempio, scritto in stampatello. Certo. Ecco, a quel punto, dopo la pubblicazione, una copia viene fornita al CAF per l'espletamento della pratica e lì si vedranno chi sono gli eredi designati. Nel testamento, comunque, una quota di riserva va sempre destinata agli eredi legittimari. Gli eredi legittimari sono coniuge, figli, ascendenti, nipoti in linea retta. A questi lo Stato, anche se il testatore dispone diversamente, viene riservata una quota di riserva cosiddetta disponibile, cui il testatore può della quota disponibile lasciare a chi vuole, ma deve tener conto delle quote di riserva dei legittimari. Ecco Antonella, l'importante è quando si devono insomma fare queste pratiche, rivolgersi a personale specializzato, perché comunque insomma penso che ci siano tante domande da parte dei cittadini, ma anche insomma non è semplice, ecco. Sì, non è semplice quando viene a mancare una persona. La burocrazia nel nostro paese lo sappiamo bene, sì, è molto attiva. Ci sono diversi aspetti, per esempio se muore una persona che è coniugata, oltre e questa ha beni, case, terreni, fabbricati e terreni, deve necessariamente fare la dichiarazione di successione, ma poi bisogna pensare anche alla domanda di reversibilità, se era coniugato, quindi attraverso il nostro sempre patronato.
fare la domanda eventualmente di rati di 13ª della pensione di quel deceduto, che non necessariamente può risultare coniugato, ma che gli spetta perché è morto in corso d'anno. Quindi le pratiche sono veramente tantissime. Una, con la morte comunque vengono trasferiti i crediti e i debiti degli eredi. Quindi i debiti possono essere di varia natura, può essere un mutuo ipotecario, possono essere spese mediche da pagare che devono essere pagate dagli eredi, con l'acquietanza di pagamento dal proprio conto corrente dell'erede, non del deceduto. L'Agenzia delle Entrate, a fronte di una spesa, di una passività cosiddetta dell'erede, di una passività del deceduto pagata dall'erede, necessariamente vuole l'acquietanza di pagamento da dove questi soldi, la tracciabilità, sono stati presi. Una passività è la spesa funebre. Torniamo alla spesa funebre, perché si detrae in dichiarazione di redditi, ma può essere detratta in dichiarazione di successione. Ha un'altra però valenza, nel senso che è un altro tipo di imposta, ecco perché può essere detratta sia in 730 e l'IRPEF sia nell'imposta principale di successione, e possiamo detrarla solo quando scaturisce dalla pratica, dalla dichiarazione di successione, l'imposta di successione. Sono due le imposte sostanzialmente quando si va a liquidare una dichiarazione di successione: le imposte di trascrizioni cosiddette, che le pagano tutti gli eredi che abbiano in dichiarazione di successione del deceduto immobili, fabbricati e terreni. E questa è una. Ogni erede però, in base al grado di parentela, avrà una franchigia, per cui se ha il coniuge e i figli hanno una franchigia di 1 milione di euro e non scatta imposta di successione. Se sono fratelli, sorelle, hanno una franchigia di 100.000 sempre cada erede, e quella che eccede, l'imposta che eccede 100.000, c'è l'imposta, la seconda, l'imposta di successione. Ora, queste spese funebri, se per esempio è un parente fino al 4° grado o una affine fino al 3°, non c'è franchigia, e oltre ad avere le imposte ipotecarie e catastali 2 e 1%, avrà anche l'imposta di successione, che dipenderà dal grado di parentela. Quindi se io ho un ammontare, una liquidazione ho un unico erede che è un figlio, e la liquidazione, il totale delle attività del deceduto è 1,5 milioni, fino a 1 milione ho la franchigia, ma sui 500.000 euro io devo pagare il 4% anche di imposta di successione. Come interviene la spesa funebre? La spesa funebre pagata dall'erede, intestata all'erede, pagata dall'erede dal suo conto corrente, dal suo modo dalla sua tracciabilità, mi abbassa l'imposta di successione. È un'imposta che viene a abbassarsi in questo caso del 4%, quindi su un limite di 1.033 euro, quindi una fattura funebre sappiamo che è molto e molto più alta, però lo Stato dà la possibilità di detrarre fino a un limite di 1.044 euro il 4%. Ecco, quindi non è grande cosa. Certo. Come insomma, potete capire, ci sono tanti, difficile proprio come compilazioni districarsi in questo, come purtroppo sappiamo bene, un po' in tutte poi tutti gli adempimenti fiscali. E infatti adesso siamo tutti impegnati con il 730. Il CAF è super impegnato adesso in questo momento per la compilazione della denuncia, ma insomma ci sono tante ancora iniziative, tanti adempimenti fiscali che andranno adesso con il passare dei mesi.
Sì, il CAF continua comunque all'interno dei suoi mesi e delle sue giornate a dare servizio appunto non solo rivolto al 730. In particolare ormai diciamo, ci vede impegnati tutto l'anno da gennaio a dicembre l'ISEE, che negli anni passati sostanzialmente appunto aveva una cadenza diversa, però oggi da gennaio a settembre una persona può rivolgersi presso appunto i nostri sportelli e predisporsi la dichiarazione ISEE, che consente sostanzialmente di ottenere quel valore, l'indicatore situazione economica equivalente, sulla base di quanti sono i componenti del proprio nucleo familiare, per poter ottenere dei benefici che possono essere di varia natura, sostegni proprio al reddito, ADI, piuttosto che tutti i contributi scolastici. Adesso andiamo verso, soprattutto alla fine di agosto, a rientro poi anche con le scuole, c'è tutto ciò che riguarda i contributi scolastici piuttosto che tasse universitarie e quant'altro. Volevo ricordare che prima abbiamo parlato anche di modelli redditi, persone fisiche, però ecco, volevo ricordare che il CAF non si occupa solo di persone fisiche intese come lavoratori dipendenti e pensionati, ma si occupa anche di tutta quella platea che nel corso di questi ultimi anni sta naturalmente aumentando, di persone che o per esigenze personali o perché diciamo a livello lavorativo viene previsto, devono aprire la partita IVA e quindi si trovano con dei famosi regimi diversi di tassazione rispetto a ciò che la normativa italiana prevede, quindi possono essere nel regime dei forfettari, semplificato, ordinario. Ecco, il nostro staff assiste questa platea in tutti gli adempimenti sia fiscali, amministrativi, contabili, proprio nel corso di tutto l'anno. Ci sono delle figure professionali che in questo ultimo periodo sentiamo giustamente anche, di cui se ne parla anche insomma a livello globale. I rider ad esempio o i global advisor sono delle figure professionali che adesso soprattutto nel settore bancario sono una novità, ossia dei nuovi assunti che devono avere un doppio regime di assunzione. Una parte del loro nastro orario cadrà come lavoratori dipendenti e un altro invece orario cadrà all'interno appunto di questo regime che prevede l'apertura della partita IVA. Ecco, noi siamo a disposizione anche per tutti coloro, prima si parlava di redditi di fonte estera, Sara appunto precisava che per le spese funebri siamo attenti e diamo tutta l'assistenza per le traduzioni e quant'altro affinché quella spesa possa essere detratta, ma ci occupiamo anche di tutte quelle persone che, seppur residenti in Italia, hanno dei patrimoni all'estero, possono essere appunto terreni fabbricati come dei redditi, e questi redditi, a seconda dello stato in cui vengono prodotti rispetto alla tassazione in Italia, devono in qualche misura finire all'interno della dichiarazione dei redditi. Ecco, esistono delle convenzioni contro le doppie imposizioni, proprio per evitare che quel reddito debba essere tassato da una parte e anche dall'altra. Ecco, noi seguiamo anche diciamo tutte quelle persone che naturalmente per esigenze lavorative, ripeto, o si spostano direttamente all'estero oppure vivono in Italia e hanno delle cose in qualche altro stato. Ci occupiamo naturalmente anche delle colfe badanti. Purtroppo quando parliamo di servizio successioni, prima sappiamo che dobbiamo affrontare magari dei periodi insomma un po' difficili, ecco, in cui abbiamo necessità magari di dover assistere dei familiari, ecco che cerchiamo di a tutto tondo insomma capire un po' le esigenze dei nostri utenti e andare appunto incontro a loro, trovando le soluzioni e seguendoli appunto in tutto ciò di cui hanno bisogno. Per quanto riguarda l'ISEE, spendo solo una parola per ricordare Savno, che è un contributo proprio perché siamo attenti e cerchiamo di ricordare alle persone di tutti i contributi che possono ricevere, voglio dire, e questo magari insomma solo chi è rispetto alla provincia residente in uno dei comuni serviti appunto dal gestore Savno, è bene che sappia che ha la possibilità gratuitamente, passando presso una delle nostre sedi, avendo rinnovato l'ISEE, ecco, è il paletto naturalmente insomma che deve essere rispettato,
tutti gli utenti clienti con un ISEE superiore ai 9.796 e fino ai 15.000 euro possono ottenere un risparmio proprio concreto nella fattura, proprio sulla quota della tariffa fissa che viene applicata nella bolletta. Ho detto 9.796, quindi da lì in su fino ai 15.000, perché da 0 euro fino a questo 9.796 il bonus è automatico, nel senso che era sostanzialmente, che è l'ente che si occupa dell'erogazione dei bonus appunto acqua, luce e gas nazionali, ha aggiunto anche rifiuti, e quindi da gennaio di fatto in automatico a tutti coloro che hanno presentato l'ISEE può dare appunto il supporto e lo sconto direttamente in automatico. Ecco, una delle domande che fanno di più adesso i cittadini è: quando è che adesso devono ricompilare l'ISEE, ad esempio? Allora, l'ISEE ha una validità di fatto annuale, quindi dal momento in cui io l'ho compilato e ho ottenuto quel valore, salvo che non ricorrano delle variazioni per le quali la norma prevede che debba essere rinnovato, vale fino al 31/12. Quindi chi è passato per le nostre sedi e tutto rimane invariato, ci rivedremo a gennaio del 2027 per rinnovare l'ISEE in modo tale da poter ottenere ulteriori benefici e sconti per l'anno successivo. Insomma, diciamo che questo per voi è il periodo più caldo, oppure in realtà tutto l'anno ormai sta diventando caldo? Diciamo che il periodo è comunque tutto l'anno, poi si intensifica naturalmente da aprile a settembre, perché c'è appunto questa predisposizione delle dichiarazioni reddituali, tant'è appunto che ci vede naturalmente inserire all'interno del nostro organico anche delle forze lavoro aggiuntive, e qui mi ricollego al fatto che poi magari se ci si rivedrà alla volta di settembre ricorderemo appunto che lavorare presso i centri di assistenza fiscale è un'opportunità sì, che chiaramente noi diamo, previo corsi di formazione che facciamo gratuitamente a chi ha piacere di fare questa esperienza lavorativa, che indubbiamente poi io dico sempre è molto utile per personalmente, ma anche come insomma bagaglio di esperienza insomma futura per un lavoro successivo. Ecco, io volevo tornare solo un momento proprio sulle spese funerarie, ma anche sulle successioni, perché c'era una domanda che volevo fare a Sara, che riguardava il fatto, perché una delle domande che fanno spesso i cittadini, se un soggetto è deceduto ed era proprietario di fabbricati, come succede praticamente spesso, o terreni, cosa deve fare un erede? Quali sono gli adempimenti? Sì, tante volte si pensa che la proprietà del terreno, del fabbricato che è passata in eredità avvenga dal momento in cui presentiamo la dichiarazione di successione piuttosto che la riunione di usufrutto. In realtà non è così, perché queste dichiarazioni servono solo a comunicare all'Agenzia delle Entrate il subentro della proprietà a seguito del decesso del proprietario barra usufruttuario. Ma di fatto l'erede diventa proprietario di questi terreni, di questi fabbricati, dal momento in cui appunto viene a mancare il proprietario originario. Questo vuol dire che l'erede non solo dovrà dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi questi terreni fabbricati dal momento in cui è venuto a mancare il proprio caro, ma dovrà preoccuparsi eventualmente se su questi terreni, su questi immobili deve pagare ad esempio l'IMU, che è una tassa diversa dall'IRPEF e che va ai comuni. Chiaramente se stiamo parlando dell'ex casa coniugale, dove continua a risiedere il coniuge superstite, su questa casa quasi diciamo 90 volte su 100 c'è il diritto di abitazione, e quindi diciamo la dichiara per intero il coniuge superstite, e su questa casa, salvo che non ci sia una doppia pertinenza della stessa natura, non si deve pagare l'IMU. Però potremmo avere magari degli immobili che sono dati in uso gratuito ai figli, piuttosto altri immobili che sono vuoti o che sono in locazione, o dei terreni agricoli piuttosto che edificabili,
su cui invece si paga l'IMU, e si paga l'IMU, come dicevo, dal momento in cui il congiunto viene a mancare. Chiaramente è spesso difficile capire quali sono le quote che va, va ad acquisire l'erede. Questo perché, come diceva prima Antonella, ci sono le quote di legittima, però poi ci sono i testamenti e non dimentichiamo, ci sono anche gli atti in vita con cui vengono stabiliti gli usufrutti e le relative nude proprietà. Poi ci sono gli immobili in affitto, per cui se io subentro in un contratto di affitto devo comunicare all'Agenzia delle Entrate il subentro su questo immobile entro 30 giorni dalla morte del mio caro, e se voglio optare per la cedolare secca, io erede, se non sono già ricompreso nel contratto originario perché avevo già allora una quota di proprietà, devo comunicare anche all'inquilino mezzo raccomandata che desidero optare per la cedolare secca. Grazie davvero, grazie Sara, siamo arrivati davvero al termine. Solo velocissima, Monica, per chi vuole compilare, dove deve venire? Presso le nostre sedi, le trova all'interno del sito, comprese anche tutte le liste delle liste documenti di cui parlava anche Antonella prima, quindi insomma nelle sedi della provincia di Treviso ci troviate a disposizione. Io ringrazio davvero Monica Giomo, Antonella Dalla Stella e Sara Franchetto, speriamo insomma di essere stati molto chiari, ma per qualsiasi delucidazione possono recarsi i cittadini al CAF e chiedere davvero tutto, perché ci sono dei professionisti che possono rispondere, quindi grazie davvero a loro. Io ringrazio i registi che ci hanno seguito fin qua dalle 12 per questa nostra prima edizione, Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Vi do appuntamento ovviamente alla prima edizione per domani. Vi ricordo che alle 16:12 il film L'altra metà della storia. A me non rimane davvero che salutarvi, grazie davvero e arrivederci.